Decine di famiglie evacuate d'urgenza a Torpè proprio in queste ore. L'allerta è massima, un codice rosso che fa tremare il territorio per il rischio esondazione del Rio Posada. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Resta aggiornato su questa emergenza in corso a Torpè, soprattutto se vivi in zona o hai parenti in baronia. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere le notizie più importanti sul suolo sardo. Il sindaco Martino Giovanni Sanna ha firmato l'ordinanza numero 10. Il provvedimento impone l'abbandono immediato di tutte le case situate lungo le argini del fiume, sia a destra che a sinistra e in tutte le aree classificate a rischio elevato. Le località colpite sono numerose, da Baddore a Mattaerva, passando per San Pietro, Sas Luas e Binzarena. In totale sono 18 le zone rosse evacuate. E dove stanno andando tutte queste persone? Il comune ha allestito un centro di accoglienza d'emergenza nella palestra di via Leonora d'Arborea. Immagina di dover lasciare tutto in pochi minuti. Il rumore della pioggia, l'argine che fa paura. Non è solo un'allerta meteo, è la realtà di chi vive accanto al fiume a Torpè. Questa situazione ci ricorda quanto il nostro territorio sia fragile. Il sindaco è stato tassativo. Prima di uscire bisogna chiudere luce, gas e acqua. Non è prudenza, è sopravvivenza. La polizia locale e i vigili del fuoco sono già sul posto per garantire che nessuno resti indietro. Mentre il transito è già vietato nel guado di Sado e Mesu, l'intera Sardegna guarda con il fiato sospeso verso Nuoro. In chiusura ti chiedo, secondo te si sta facendo abbastanza per la messa in sicurezza dei fiumi in Sardegna? Condividi il tuo pensiero se hai qualcosa da dire, lascia un like se il video ti è stato utile e iscriviti per supportare l'informazione libera sulla nostra isola. Grazie per aver seguito questo approfondimento e per la tua vicinanza alle famiglie evacuate in baronia. Ti saluto e spero che tu riesca a passare questi giorni di maltempo senza problemi. A presto con nuovi aggiornamenti.